Il trionfo italiano, il primo dopo 23 anni, è arrivato dopo una finale molto combattuta contro la Turchia, vinta al tie break. È stato molto bello vedere durante la premiazione Alessia Orro mostrare un forte legame con le sue origini sarde, sventolando la bandiera dei quattro muri durante l'inno nazionale. Questo gesto è stato accolto con grande entusiasmo in tutta la Sardegna ed è stato celebrato anche da figure politiche regionali come il presidente del consiglio regionale e la governatrice Todde, che hanno sottolineato l'orgoglio sardo. La vittoria mondiale si aggiunge a una serie di successi recenti per la squadra, tra cui l'oro olimpico a Parigi 2024 e il trionfo nella Nations League, portando a 36 vittorie consecutive per l'Italia. Il successo di Orro è un simbolo del talento che può emergere anche da piccole località come Narbolia e raggiungere i livelli più alti dello sport internazionale, cosa che gli auguro davvero di riuscire a fare. Anche tu sei orgoglioso come me di Alessia Orro? Anche se magari non hai visto la partita oppure non segui questo sport, dimmi la tua. Mandami un pollicione e iscriviti per celebrare insieme tutti i successi della nostra isola.